Venerdì in tribunale a Padova il PM Emma Ferrero ha avanzato la sua richiesta di condanna nei confronti di Walter Onichini, il macellaio 35enne di Legnaro che nel 2013 ferì gravemente uno dei ladri che misero piede nella sua abitazione, ben 5 anni e 2 mesi di reclusione per tentato omicidio. In caso di condanna il risarcimento chiesto dal ladro ferito è di ben 324.000 euro. La sentenza è invece prevista per il 18 dicembre prossimo. I fatti risalgono al 22 luglio 2013, quando una banda di 4 persone fece l'irruzione nell'abitazione del macellaio, sottraendogli le chiavi del suo negozio e quelle dell'auto. L'uomo quella notte imbracciò il fucile e sparò. Un proiettile colpì così uno dei ladri, che poi l'uomo caricò agonizzante nel bagagliaio della sua auto, per scaricarlo in un fossato, gravemente ferito. La vittima, che avrebbe perso la funzionalità della mano destra, si salvò per miracolo. Secondo il macellaio, la sua intenzione era quella di portare il ladro in ospedale, ma la versione dei fatti non troverebbe conferma negli esiti delle indagini svolte dagli investigatori. Raffaele Padrone, lei è vice segretario nazionale dell'UGL Polizia. Quando sente queste notizie qua, cosa pensa? Quando sento queste notizie purtroppo c'è da disperarsi per le famiglie che cadono in questo tipo di disgrazia. Perché vede, a maggio 2017, di quest'anno, credo ci sia stata una revisione della legge e degli articoli 52-59 del codice penale e di procedura per il reato di legittima difesa, ovvero si è passati alla possibilità di sparare nelle ore notturne. Questo credo che sia già il ridicolo, cioè nel senso che bisogna stare attenti e guardare a che ora e quando. E poi, certo, perché si rendono, perché allora c'era quella di poter entrare nelle case delle persone in determinate orarie, quindi dove il cittadino non poteva liberarsi. Cioè, quando fanno queste cose, direttore, lo fanno sempre, come dice lei, dietro i tavolini, no? Le buffonate ci sono anche mentre stanno facendo queste leggi, perché non chiedono mai alle persone tecniche, alle persone interessate, alle persone che fanno questo mestiere. Ma abbiamo visto più di qualche caso dove i poliziotti devono rispondere dell'eccesso di legittima difesa. Cioè, io credo che stiamo resettando il ridicolo in Italia, no? Cioè, noi ogni volta dobbiamo confrontarci con questa situazione della lotta corpo a corpo e stare attento a come si fa questa lotta corpo a corpo, perché magari non come io ho fatto presente nel nostro dipartimento, come nell'utilizzo di un taser che in tutte le altre polizie europee, visto che vogliamo parlare di polizie europee, di America, di processi all'americana, non siamo capaci di fare queste cose perché ci sono delle leggi che non ce lo permettono. Cioè, sarebbe molto più facile intervenire senza andare a lotta corpo a corpo con l'uso di sfolagente, di manganello, usando il taser. E se niente la persona, no, qui cosa è successo? Che dobbiamo stare attenti perché se è portatore di pacemaker non possiamo utilizzare questo, ma come non possiamo utilizzare lo spray che ci è stato dato, perché? Perché nei casi di interni, è successo, ripeto, a Pordenone, al pronto soccorso, se fosse stato utilizzato per una persona che andava in incandescenza, che aveva aggredito il personale medico, avremmo intasato di gas l'intero pronto soccorso. Risultato? Corpo a corpo, e poi vai a rispondere al giudice se potevi e se hai accesso alla legittima difesa. Una vergogna. Raffaele Padrone, grazie. Vice segretario nazionale dell'UGL, schianto tra auto e scooter.